Nel momento stesso in cui si nomina o si guarda l'altopiano viene in mente la parola malghe, un patrimonio storico, culturale, di tradizioni, di gusto, ma anche di indotto turistico davvero fondamentale per questo bellissimo comprensorio, un patrimonio che adesso finisce anche in un progetto che è stato presentato oggi, la Via delle Malghe. La Via delle Malghe si snoda su due mondi paralleli. Da una parte quello reale con percorsi e informazioni sulle strutture presenti nel territorio, dall'altra quello virtuale con video, social e un sito dedicato. Che la malga non è solo la struttura malga, ma è il pascolo, è il bosco, è la pozza, è la porcilaia, è il fare formaggio, è tutto l'insieme per la promozione del nostro territorio. Ecco, promozione del territorio vuol dire turismo, vuol dire un indotto che è molto molto importante per il territorio. Indotto sia per quanto riguarda le entrate dei comuni, per quanto riguarda le entrate proprio dei malghesi stessi, perché non tutti fanno vendita formaggio, però molti lo fanno, oppure fanno l'allevamento per vendere la carne, e un indotto molto molto significativo, quello sì. La promozione delle malghe è quindi un modo per preservare tradizioni, gusti e territorio, ma anche per parlare a un turismo sempre più ampio. E se la Via delle Malghe parla di strutture di prati e di pascoli, costruire un progetto simile vuol dire prendere in considerazione, sotto il profilo tecnico, una mole di lavoro impressionante. Dal punto di vista tecnico un progetto che ha richiesto una mole di lavoro incredibile, perché le malghe sono moltissime, sono 88 malghe, gli itinerari sono altrettanto tanti, 22, ma tutto ciò ha comportato una grande mole di lavoro per l'analisi iniziale e per il reperimento di tutte le informazioni necessarie poi a costruire gli strumenti che poi si esplicano nel sito web in sostanza e negli strumenti di tipo tradizionale, quali il libretto, la guida delle malghe e la cartografia. Le prospettive sono importanti, la Via delle Malghe è aperta, non resta che percorrerla.